Benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino, benvenuto, grazie di essere qui ancora con noi. Allora, oggi cominciamo subito con una notizia fresca fresca, è stato approvato il bilancio del comune di Catania, il primo dell'amministrazione Trentino, è così vero sindaco? Assolutamente, è un atto estremamente importante perché adesso ci dà la possibilità di ripartire finalmente. Ripartire per noi significa attivare le progressioni verticali e quindi avere delle categorie CD che ci permettano di essere più propositivi nell'azione amministrativa. Significa bandire i concorsi per l'assunzione famosa degli 80 vigili urbani, 35 istruttori tecnici e 35 istruttori di ragioneria. Insomma, stiamo finalmente mettendo quel motore che fino adesso è mancato e che ci permetterà, spero, di essere più determinati nell'azione. Bene, ci fa molto piacere essere tra i primi, forse i primi a dare questa notizia fresca fresca. Intanto il sindaco si dà da fare, stamattina era ai mercati agroalimentari MAS insieme con assessori e rappresentanti del comune per valutare le iniziative fatte insieme per fronteggiare l'emergenza discariche, una bonifica che tra l'altro preserva utilizzando anche un sofisticato sistema di videosorveglianza. Ma vediamo con Tonino De Mana che cosa è stato fatto. Uno bonifica, l'altro preserva. La sinergia tra Massa e Comune di Catania porta ad un primo risultato tangibile e sotto gli occhi di tutti, con una strada letteralmente ricoperta di rifiuti finalmente ripulita, dove adesso, grazie ad un sofisticato sistema di videosorveglianza, non si scorge neanche una carta. L'immagine che vedete è stata girata alla stampa dai vertici del MAS in un incontro a cui hanno partecipato il sindaco trantino, l'assessore all'ecologia Tomarchio e numerosi operatori del mercato agroalimentare. Oggi quella distesa di chilometri e chilometri di rifiuti a ridosso della SP70 in via Passo del Fico è tornata ad assumere le normali sembianze di una strada, a testimonianza che la prevenzione e la repressione funzionano sempre. Questa è la dimostrazione che quando uno fa il sistema poi i risultati li porta sempre a casa. Noi abbiamo chiesto la disponibilità all'amministrazione comunale, vammi a bonificare quest'area, me la prendo in custode io, ti metto le telecamere, li vado a collegare con i vigili urbani, il risultato è che dopo 2 mesi non troviamo più nemmeno un sacchetto di spazzatura. Sulla stessa lunghezza d'onda, l'assessore Tomarchio. Questa è un'operazione già conclusa. Il messaggio positivo è la sinergia tra i due enti, tra il MAS e il Comune di Catania. Un intervento molto atteso, anche perché si erano verificati incendi, deturpazioni varie dei soliti incivili. Invece abbiamo bonificato, ma non ci siamo fermati lì. Abbiamo cercato di risolvere in modo strutturale il problema. Poi l'appello. Porre un po' più di attenzione, in fondo è casa nostra. L'incontro ha gettato le basi sul rilancio della zona che necessita di ulteriori interventi strutturali, in arrivo fondi PNRR per la cronica mancanza di acqua e di illuminazione in un tratto da Bicocca a Contrada Iungetto, totalmente al buio e spesso teatro di gravi incidenti stradali. Sindaco? È la dimostrazione che il lavoro di squadra funziona sempre. Se questo lavoro che noi abbiamo compiuto con successo assieme ai mercati agroalimentari di Sicilia lo potessimo compiere con la città nel territorio urbano, a quel punto avremmo vinto tutti quanti. Quindi io non devo aggiungere nulla rispetto a quanto non ci è stato detto dall'assessore Tomarchio. Naturalmente adesso ci sono gli altri interventi che sono stati accennati da De Mana e quindi la via di fuga nonché l'illuminazione. La via di fuga che dobbiamo realizzare come comune, speriamo entro settembre di terminare la procedura di gara e quindi l'assegnazione dei lavori. Per quanto riguarda l'illuminazione invece sono investito come sindaco metropolitano e anche in questo caso stiamo noi velocizzando per finalmente realizzare questa illuminazione i cui costi sono tutti a carico di Terna come opere di compensazione. Bene, adesso ci spostiamo a Catania città e guardiamo il monumento a Vincenzo Bellini che è stato restituito al suo splendore dopo un lavoro di restauro e di pulizia. Guardate che bello, bianco, era dello scultore Giulio Monteverde del 1882. Sono 4 mesi di interventi finalizzati al recupero di tutti i materiali
costitutivi del monumento, che era stato danneggiato, come ovvio, dall'usura del tempo, dallo smog, ed è stato anche disposto, vedete lì sopra, ecco, un sistema di dissuasori elettrici proprio per allontanare i volatili, in particolar modo quelli lì, i piccioni, che con le loro deiezioni hanno danneggiato in diversi punti il monumento, l'avevano danneggiato. Adesso guardate, è proprio splendido, Sindaco? È bellissimo, Soddisfatto. devo dire che buttiamo a malafiura con queste immagini, perché quel piccione là sopra non dovrebbe starci. Vabbè, ma Quindi- ce n'è qualcun altro anche adesso, però... Sì, però- no, sicuramente non c'è il rischio che c'era prima, perché c'era un Non affollamento c'è di confronto, piccioni, non c'è assolutamente. Peraltro sono state messe in basso rilievo anche le note musicali, non so di quale opera, quindi è stata una bella cosa, anche perché possiamo constatare quotidianamente come i catanesi tengano ai simboli della città, e quindi il monumento di Bellini, il monumento dell'Iotro, la piazza sotto il monumento dell'Iotro, tutte cose che stiamo progressivamente restituendo e che danno un forte valore, mi augurerei, nella spinta che noi chiediamo spesso ai cittadini affinché vengano incontro non all'amministrazione ma alla bellezza di Catania per restituirla al suo massimo splendore. Non c'è dubbio. A proposito dei piccioni, poi Sindaco, di questo in una prossima puntata dovremo parlarne, perché sono un po' troppo dappertutto secondo noi, sono veramente un po' troppo dappertutto. Non è soltanto a Catania, No, in succede tutto il mondo. Esatto, in tutte le città è così, però bisognerà secondo me fare qualcosa. Adesso invece guardiamo una lettera scritta dal Sunia. Come sapete il Sunia è uno dei sindacati degli inquilini. Ecco qua, vedete la lettera dice così: siamo preoccupati per l'infestazione dei topi nei pressi degli alloggi in social housing di Corso Indipendenza 146. Il sindacato degli inquilini chiede dunque un'immediata derattizzazione agli uffici comunali. Sono già al lavoro per la raccolta dei firmi dei residenti. A lanciare l'allarme sono gli assegnatari degli alloggi, preoccupati per il rischio della salute che naturalmente può venirsi a determinare per tutti gli abitanti, anche per la presenza di numerose abitazioni che sono collocate al piano terra. E poi c'è un rischio ulteriore, come vedete, che coinvolge il parco giochi che è lì vicino, che è frequentato da moltissimi bambini della zona. Questa è la lettera del Sonia, vediamo il risultato, eccolo qua. Purtroppo sono immagini non piacevoli, ma è la realtà che è documentata dallo stesso Sunia di quello che c'è da quelle parti. Sindaco, si può intervenire? Ma dobbiamo intervenire assolutamente, però c'è anche sempre l'altro rovescio della medaglia, cioè a dire il fatto che questi ratti ci sono, questi topi ci sono perché c'è una condizione di sporcizia, e non dipende solamente dal comune, dipende da chi pensa che il territorio comunale possa costituire discarica. Se non c'è maggiore cura per queste porzioni di territorio sarà normale la proliferazione dei roditori, e quindi noi intanto interveniamo con la derattizzazione. Voi cittadini dovete evitare che questo possa essere determinato dall'incuria in cui versa il nostro ambiente cittadino, evitando quindi di conferire i rifiuti dove non si deve. Ecco, a proposito di degrado e di comportamenti scorretti, torniamo allo scempio di Corso dei Martiri, e qui veramente le iniziative di rilancio di Catania vengono, come dire, subiscono uno stop. I vandali colpiscono anche le aree attrezzate e potenzialmente videosorvegliate. Vediamo. Da decenni si parla di rilancio, progetti su progetti, foto, rendering e proclami, e anche dove qualcosa è stata fatta il degrado prevale su tutto e tutti. Corso dei Martiri è il simbolo di una Catania che vuole cambiare passo ma che resta indietro, zavorrata da un'infinità di problemi ed umiliata dai vandali. Sfregi che mortificano e che rovinano sforzi ed investimenti, anche europei, per cercare di offrire alla città spazi verdi e sportivi. Risultati purtroppo sotto gli occhi di tutti: il campetto di basket che vedete, nonostante l'area videosorvegliata, è stato più volte danneggiato. Sono state smontate ed asportate le grate per l'acqua piovana, al loro posto cumuli di rifiuti, come mostrano le immagini. E le immagini mostrano anche lo stato d'abbandono degli alberi, alcuni tagliati ed altri a secco, con l'impianto di irrigazione distrutto e in bella vista sul marciapiede. Sono tante le segnalazioni arrivate al nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005, cittadini che denunciano il pericolo anche di percorrere i marciapiedi.
tutti i giorni siamo nella stessa situazione praticamente, perché c'è gente che si permette di buttare di tutto, mobili, poi soprattutto qua in questa traversa qua, questa che c'è qua al Corso Monte della Libertà, ho fatto io parecchie segnalazioni. Il cane ovviamente si può ferire perché sono pezzi di vetro, bottiglie, c'è di tutto, sostanzialmente c'è di tutto. Da Corso dei Martiri a Via D'Amico basta attraversare la strada per trovare altre micro e macro discariche con i passaggi pedonali praticamente off limits. E pensare che siamo a pochi metri dalla stazione ferroviaria e dai principali terminal dei bus. Davvero un pessimo biglietto da visita per chi arriva a Catania. Veramente immagini Ma guardi, deprimenti. direttore, via Archimede, che è la via a cui si riferisce quest'ultima immagine, noi la ripuliamo ogni giorno. Dopo poche ore dalla pulizia di nuovo nelle condizioni in cui abbiamo visto. È colpa del comune? Questa è la domanda. Io devo dire che sto cominciando ad avvertire un pochettino di stanchezza. Non solo perché ho una certa avversione a ripetere le cose che ho detto un sacco di volte, ma anche perché abbiamo bisogno della collaborazione di tutti. In quella strada ci sono molte attività commerciali di soggetti non italiani, i quali dicono: noi non interessa se ci fate la contravvenzione, tanto comunque noi non la paghiamo. Non possiamo arrivare all'estremo rimedio della revoca dell'attività di esercizio pubblico perché non ci sono le premesse, ma nello stesso tempo però se ci fosse collaborazione anche dei cittadini attivi, di chi per esempio passeggia col cane e dovesse vedere qualcuno che conferisce regolarmente, provare a dissuaderlo, perché a volte, vede, non c'è bisogno della reprimenda per convincere qualcuno a cambiare registro, basta saperglielo dire con un sorriso. Mal che vada ti possono dire: lei si faccia i fatti suoi, e allora a quel punto uno si ritira. Però intanto proviamo a far capire a questi che non vogliono rispettare le regole che c'è una città che invece ne desidera il rispetto. Esatto, e che vuole cambiare, che sta cominciando a cambiare. Allora ci fermiamo, adesso c'è una breve pausa, poi torneremo e vi daremo spazio a voi, è tutto per voi, i vostri WhatsApp e la nostra mail, che vi ricordo è Sicilia24Focus, tutto attaccato, @telecolor.it. Ci vediamo fra pochissimo. Bentornati all'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino, che risponde direttamente alle vostre domande, alle vostre richieste. E che legge con piacere alcuni messaggi che mi giungono da parte di chi mi collabora, per cui fra il 2 e il 3 maggio saranno finalmente ripristinate le torri faro alla playa e all'aeroporto. Ah, ma questa è una notizia, sì. 2-3 maggio. Finalmente abbiamo consegnato, sono pronte le palestre degli istituti Vaccarini e Turrisi Colonna. Sono attività che abbiamo svolto come città metropolitana, ma questo per far vedere che siamo sempre sul pezzo. Beh, ci fa molto piacere che lei poi utilizzi anche la nostra trasmissione per comunicare con la città queste importanti novità, insieme con quella con cui abbiamo aperto il programma, l'approvazione del bilancio del Comune di Catania, che significa, tra l'altro, tanto per capirci noi che non stiamo lì a badare alle grandi cifre, arrivo di nuovi vigili urbani, di amministrativi, di contabili, eccetera, eccetera. Allora, vediamo un po' i vostri messaggi. Lì sotto c'è il WhatsApp, lo vedete, 342 74 55 005, la mail l'abbiamo detta. Allora, zero sicurezza sull'asse dei servizi di Librino, al buio da anni, punto esclamativo. Perché la rotonda del Faro Biscari è ridotta in pessimo stato, a cominciare dall'asfalto? Ma che meraviglia! Praticamente ho prevenuto questo messaggio perché ho dato già risposta qualche secondo fa sulla questione del buio su quell'asse. Per quanto riguarda la questione dell'asfalto, questo è un tema su cui stiamo cercando di capire cosa possiamo mettere nel finanziamento e cosa no, per quella cosa che dicevamo l'altra volta, cioè a dire del fatto che molti interventi saranno svolti dal commissario per la depurazione e quindi noi interverremo solo sulle strade non coinvolte da quei lavori, altrimenti andiamo ad aggiustare strade che saranno poi nuovamente infrante per mettere le tubazioni della depurazione. Bene, andiamo avanti. Allora, altri messaggi e altre mail, se ce ne sono, dovrebbero essere già caricate. Vediamo un po'. Eccolo qua. Buonasera, sono la dottoressa Amara. Gradirei sapere quando il Comune intenderà ripulire il quartiere Cibali dalle erbacce.
Non so quando saranno realizzati gli interventi al quartiere Cibali, ma c'è tutta una programmazione che è stata già avviata e che chiaramente comprenderà anche il quartiere Cibali, quindi non vi so dare delle date, chiaramente sono aspetti gestionali su cui non entro perché... Però possiamo dire che è previsto questo? Penso proprio di sì, nel senso che è prevista la scerbatura di gran parte della città, presumo Quindi che ci sia anche compreso il Cibali, quartiere certo. di Cibali. Benissimo, grazie Sindaco. Allora vediamo ancora i vostri messaggi. Buonasera signor Sindaco. Fare la differenziata non dovrebbe permettere ai cittadini di pagare quantomeno un po' meno della tassa della Tari? Facciamo regolarmente differenziata, dice, ma la tassa annuale rimane salatissima. Grazie e buon lavoro. In un ciclo virtuoso ha assolutamente ragione chi è che scrive, dovrebbe essere così. Purtroppo in questo momento per quella sottrazione agli obblighi impositivi che determina il mancato conferimento adesso per fortuna abbiamo ridotto del 40% dei tributi, inevitabilmente lo dobbiamo compensare con le risorse di cui in questo momento disponiamo grazie al pagamento della Tari. Per questo abbiamo la Tari più alta. Adesso però con il completamento dei 4 centri comunali di raccolta, andando presso questi centri comunali e quindi conferendo lì la differenziata, credo che ci saranno degli ulteriori sgravi che potranno pertanto essere portati in sottrazione rispetto alle bollette sose che noi purtroppo questa notifichiamo. È una notizia, Sindaco? Sì, è una notizia che comunque non è una particolarità di Catania, è una caratteristica dei centri comunali di raccolta, ma diventa importante perché anche se è poca cosa però andiamo noi a incentivare il conferimento regolare perché molte volte non siamo in condizioni di controllarlo su strada. No, ma non solo, poi è come dire, il meccanismo che funziona. Certo, diciamo, il meccanismo compensativo, certo. È meno naturale. Tari. Vediamo ancora, volevo segnalare, dice questo ascoltatore, che il Librino Express non passa più nella zona alta, Palazzo di Cemento, perché gli autobus e gli autisti hanno spesso subito atti vandalici, danni alle vetture, rischio per l'incolumità dell'autista. Questa è una cosa preoccupante. Ci rendiamo conto però di quello che succede. A me non piace il pensiero che ci si possa arrendere rispetto a tutti questi atti di teppismo, ma non è ammissibile che noi sottraiamo un servizio così importante per quello che pochi cittadini, perché pochi criminali commettono ai danni delle nostre vetture e dei nostri autisti. Dobbiamo trovare anche lì un rimedio per garantire un servizio senza nello stesso tempo avere paura di 4 teppistelli, di 4 delinquenti che credono che la legge della giungla a cui loro si attengono sia la legge che deve valere in città. Certo. Quindi mi piacerebbe che ci fosse una forte reazione rispetto a questo modo di intendere. Ma potrebbe essere che cosa? Per esempio un ancora personale? Non possiamo mettere l'atto personale a bordo perché alla fine i costi sono quelli, quindi possiamo vedere, anche se è sempre un discorso scivoloso quello dei volontari, eventualmente di mettere dei volontari, credo che molte autovetture già abbiano messo delle telecamere che quantomeno avranno un'efficacia dissuasiva, però direttore si combatte sempre con la cultura, si combatte sempre con la prevenzione, non possiamo pensare che noi repressivamente potremo migliorare la città. Giustissimo, ma le vetture le fate passare però le macchine? Adesso io cercherò di capire con il Presidente Bellavia che cosa succede. Benissimo, questo è importante anche questo, giustissimo anche il richiamo sul nostro comportamento, ma poi anche le iniziative. Vediamoci, buongiorno, quando riaprirà l'anfiteatro di Piazza Assesicolo? Questa è una domanda che veramente vorrei sottoscrivere, chiusa, anche io. L'abbiamo fatta tante volte, la anche ripetiamo. Però è giusto, non ripetiamo, è giusto che aggiorniamo perché abbiamo approvato ieri o l'altro ieri, non ricordo, in giunta la relativa delibera con cui si autorizza la firma della convenzione. Stamattina mi hanno dato comunicazioni che il relativo comitato tecnico scientifico del parco archeologico che deve ratificare questa delibera sarà giorno 6. Perfezionato quest'iter, subito entriamo, puliamo, arrediamo, no, il termine è sbagliato, installiamo le luci che daranno anche un'illuminazione architettonica dal basso all'anfiteatro per renderlo, spero, stupendo. E finalmente potremo riaprirlo perché l'avvertiamo moralmente questa esigenza, così come chi ci ha scritto fa capire di avvertire la stessa sensibilità. È veramente
provoca amarezza vedere tutti quei turisti che guardano dall'alto un anfiteatro in cui non possono entrare. Pasqua l'ho visto personalmente io. Quindi se lei ha detto il 4 fate... E il 6 filmiamo, il 6. approviamo, penso, al Comitato Tecnico Scientifico, e quindi significa col Parco Archeologico, che è l'ente regionale che ci deve dare il bene. Avremo spero il parere favorevole della sovrintendenza anche sul progetto di illuminazione. A quel punto realizziamo l'impianto di illuminazione, è tutto pronto, non so dire a quanto ci vogliono, 10 giorni, 15 giorni, questo non lo so dire, e ripuliamo da tutte le erbacce e finalmente apriamo. Molto bene, grazie Sindaco. Non voglio sbilanciarmi, ma io spero inizio giugno che si possa riaprire. Inizio giugno. Vabbè, non vediamo l'ora di andare lì a fare i servizi con il nostro Tonino De Mana che le sta alle coste. Vestito da gladiatore. Esatto, va bene. Allora, buongiorno signor Sindaco, finalmente abbiamo un sindaco al top. Troppo buono. Ecco, le volevo chiedere per quanto riguarda l'assistenza agli anziani domiciliare, quando partirà? Grazie. Ma non so a quale assistenza si riferisce, perché c'è l'assistenza che dipende dall'ASP, ovviamente, quindi su questo non posso dire nulla. Per quanto riguarda invece l'assistenza che dipende dai nostri servizi sociali, io credevo che fosse già partita, però mi documenterò appena termina la trasmissione per comprendere per qual motivo, ove non fosse già partita, possa invece ripartire. E noi a nostra volta invitiamo l'ascoltatore, poi una volta che il sindaco avrà fatto questa verifica, a farci sapere come sono andate le cose. Vediamo ancora, abbiamo tempo ancora per un paio di messaggi almeno. Gli ambulanti abusivi assai ingombranti e che sottraggono parcheggio e sedie stradale alle auto in Piazza dei Martiri, sono sempre lì malgrado gli annunci vari. Senti, allora noi interveniamo spesso, tante volte nei confronti di questi ambulanti abusivi, li contravvenzioniamo, tanto in quella piazza quanto alla circonvallazione. Purtroppo è una delle tante piaghe che la nostra città subisce, la presenza massiccia di ambulanti. Il problema è che il fatto che noi interveniamo contravvenzionandoli non significa che abbiamo strumenti più invasivi di repressione, quindi non possiamo sequestrare i mezzi, noi possiamo sequestrare solo la merce che è poggiata per terra, per il resto noi possiamo limitarci solo alla contravvenzione. Si capisce che c'è un vulnus, anche perché molti di questi, col fatto che non dichiarano nulla, perché tutti quanti gli introiti sono ovviamente in nero, poi alla fine non hanno neanche i soldi per pagare, dicono di non avere le risorse per pagare, probabilmente ne hanno più di lei e di me messi insieme, direttore. Però purtroppo è così. Non dimentichiamoci anche che l'ambulante abusivo sottrae lavoro a colui il quale invece è regola, determinando pertanto quel ciclo negativo che noi in qualche modo dobbiamo provare a sconfiggere. Ma i mezzi repressivi, ripeto, sono molto limitati. L'ultimo messaggio e poi ci salutiamo. Sono una residente di Viale San Teodoro, chiedevo al signor Sindaco se poteva presiedere a un controllo anche sul Viale San Teodoro con il suo intervento per le discariche in atto. Ma guardi, il fatto della mia presenza sul territorio, questo ci mancherebbe, se può essere di conforto ai residenti o dovunque mi si chieda vado, perché ho capito che la cittadinanza ha bisogno anche di avvertire la presenza fisica del sindaco, certo, e comprendere che il sindaco è uno di loro. Certo. Quindi più volte sono andato a Librino, più volte sono andato a San Giorgio, quindi Viale San Teodoro è una zona in cui mi sono recato, adesso non so particolarmente dove indica chi è che ci ha scritto, però se potesse essere utile sarei pronto anche a farmi una tenda lì se fosse dissuasiva la mia presenza. Tenda. Il problema è che vedono me, magari non buttano lì e si spostano di 1 chilometro, e questo è il grave dramma della città. Col prossimo WhatsApp fateci sapere come vanno le cose con o senza il sindaco. Intanto noi ci fermiamo qui provvisoriamente, venerdì prossimo potrà esserci sindaco? Dovrei esserci. Perfetto, ci rivediamo, grazie allora. Grazie a voi. Venerdì prossimo appuntamento con il sindaco, la programmazione di Sicilia 24 prosegue, grazie a voi per essere stati con noi, buon pomeriggio.